Il canestro, la grande passione di Tommaso e tutti loro, i compagni, le compagne, insegnanti, personale scolastico, dirigente del liceo scientifico che frequentava il 17enne, strappato alla vita da una meningite fulminante, stretti in un corale abbraccio per salutare l'allievo modello, l'amico, il fratello e dirgli ancora una volta: grazie Tommy, ti vogliamo bene. Un cortile composto, un cortile colmo di lacrime, di silenzio. Perché nessuno riesce a capire, spiegare, accettare che un ragazzo come Tommaso possa non esserci più. Muore giovane chi è caro agli dei, dicevano gli antichi greci, per cercare di dare un senso a un dolore troppo grande per essere compreso dalla ragione. Proprio la frase che è stata ripresa dai rappresentanti di istituto per darsi forza a vicenda, darsi un perché a una realtà che non ha spiegazioni razionali. Nelle scorse ore l'autopsia sul corpo del 17enne, in serata la firma del magistrato del nulla osta per la sepoltura e lunedì pomeriggio al Pala 2 di Bassano il funerale. Sono attese tantissime persone, oltre ai familiari, amici e compagni di scuola, di pallacanestro, gli storici della compagnia di Tezze sul Brenta, il paese dove viveva con i genitori e il fratello. Intanto studenti e studentesse sono più che mai legati, più che mai vicini. E in cielo, verso il sole, vengono lanciati palloncini azzurri e bianchi per dire a Tommy per sempre.